una grande serata con l'Albarella, con Jerry Calà, una serata particolarmente sentita, divertente, bravo musicista, bravo entertainment, e che dire, è stato un piacere seguirla. Non possiamo vedere naturalmente tutto lo spettacolo, qualche minuto, comunque un grande Jerry Calà e una grande cornice come Albarella. Ecco, allora io questa sera sono padre Calogero della parrocchia di Albarella e vorrei officiare una messa cantata per il grande Lucio Battisti. Le rispostine le sapete a memoria, sì, eh? Ok, allora. Non sarà minchia come siete religiosi. Per voi questa sera vorrei farvi una mia classifica personale, perché oggi alla radio sentiamo tantissime classifiche, Spotify, Spoticaz, Power Hits, iTunes. Io invece stasera vi faccio una classifica seria, la classifica della canzone da gita. Siete vivi ancora? Sì. Datemi ogni tanto un segno di vita, se no chiamo la Guardia Nazionale per... Allora, no, c'era un giovanissimo Giovanotti. A voi vi è simpatico Giovanotti? Sì! A me mi sta sulle balle. No, ma è un mio fatto personale, perché lui, secondo me, in quegli anni lì mi ha sgraffignato. Non so se vi ricordate quando lui cantava quella canzone. È una libidi. No, chi sei che ha inventato i libidi? E ditelo! Diamo a Cesare, anzi diamo a Jerry quello che è di Jerry. Anzi, alziamo dall'isola di Albarella un grido di libidine. Io faccio 1, 2, 3 e poi io faccio il gesto e vi fate un libidine pazzesco. Proviamo, vediamo se viene. 1, 2, 3. Basta, posso morire. No, speriamo di no. E la doppia non la facciamo. Doppia libidine coi viamo. Io e anni che lo dico, l'estate, signori, non è una stagione, è uno stato d'animo! Grazie, buona estate, spero di vedervi presto e vaccinatevi tutti! Grande serata con Jerry Calà, siamo con Erika, responsabile marketing ed eventi. Cosa si devono aspettare gli ospiti di Albarella nei prossimi giorni? Allora, nei prossimi giorni avremo tantissimi tipi di spettacoli, dalla cover band che sono tutte le canzoni rock ispirate ai film, i Rocky Movie, la cover band dei Blues Brothers, la cover band dei Queen, spettacoli con artisti e performer anche internazionali tipo i Broadway Celebration, i Sonics che praticamente faranno una performance a 10 metri di altezza, e avremo anche tantissime serate, diciamo, con il nostro corpo di ballo e i nostri cantanti dell'animazione che quest'anno sono spettacolari,
e avremo poi anche Marco e Pippo che ci aspettano qui il 14 di agosto per fare felici tutti i veneti che sono ad Albarella. Ecco, il 2021 una buona estate? Sì, assolutamente, una buonissima estate, grazie ovviamente ai nostri spazi, ai nostri ampi spazi, alla privacy che c'è nell'isola e comunque diciamo a tutte le norme della sicurezza che vengono rispettate e alla tipologia di alloggi e di soggiorni che sono qui all'isola di Albarella. Lunga vita ad Albarella. Grazie!